Anche questo è stato uno degli elementi che ci ha permesso di individuare uno dei due autori, che si è aggiunto ad altri elementi che abbiamo potuto raccogliere in coincidenza della presenza di telecamere interne, esterne, dichiarazioni testimoniali, riconoscimenti fotografici, traffici telefonici, tantissimi elementi, compreso l'uso dello scooter che è stato localizzato dai lettori targhe e dalle telecamere del territorio. Durante la perquisizione fatta a Marghera pochi giorni dopo l'evento siamo riusciti a ritrovare sia lo scooter che gli indumenti utilizzati nel corso di un episodio e dell'altro, sia del furto che della rapina. Sì, uno dei due era evaso alcuni giorni prima da Roma, aveva cercato rifugio a casa dell'amico di Marghera e si era rifugiato a casa sua ed è stato trovato il giorno della perquisizione e in quella circostanza l'abbiamo arrestato per l'evasione che aveva commesso a Roma. Entrambi hanno dei precedenti per vicende analoghe, uno è sottoposto alla sorveglianza speciale e l'altro è detenuto per episodi di stessa natura. I due avevano avuto un passato criminale in comune.